in collaborazione con FNP CISL Udine. Eccoci qua, siamo tornate come ogni mercoledì con la rubrica Sportello Pensionati. Con me in studio oggi c'è Flavia Blasic, che è responsabile del coordinamento donne dell'FNP CISL dell'Udinese della Bassa Friulana. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie per essere qui. E poi dobbiamo dire, noi qui siamo da sole oggi in studio, ma abbiamo anche in collegamento Skype, via Skype, Liliana Della Rovere, che salutiamo. Ciao Liliana. Buongiorno. Buon pomeriggio. Buongiorno. Liliana, come va? Tutto bene? Ecco, ricordiamo Tutto che bene. Liliana fa parte dell'FNP CISL, sempre di Udine. Tutto bene? Anche da casa? Tu preferisci intervenire stando a casa? Il momento è brutto. Ecco, è più coraggiosa Flavia che viene qui, che preferisce venire in studio. Beh, anche perché Mortegliano è un paese con meno di 5.000 abitanti e quindi c'è la possibilità di muoversi nell'arco di 30 km, quindi... Ma io ho fatto una battuta, sì, ho fatto una battuta ovvio. nei confronti della Liliana. Liliana, ci sei? Non ti vedo più. Sì, Noi stiamo malignando su di te. Comunque, bene. Allora, io comincerei questa trasmissione parlando proprio della giornata. Oggi è il 27 gennaio, il giorno della memoria, quindi è doveroso iniziare la nostra trasmissione proprio con questa tematica, proprio con considerazioni, anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria nazionale della CISL, Anna Maria Furlan. Anna Maria Furlan, sì. Sì, allora dobbiamo ricordare che il 27 gennaio è la giornata in cui si sono aperti i cancelli di Auschwitz. In realtà non è finito qui, cioè la liberazione non è avvenuta perché c'è stata quella famosa marcia fino in Germania dei prigionieri, tra cui anche la Liliana Segre, lo dobbiamo ricordare, che nel massimo degli stenti, scalzi, malati, feriti, si sono avventurati camminando verso la neve in quella che è stata definita la marcia verso la morte. Questa giornata è stata istituita dall'ONU nel 2005. In realtà in Italia l'abbiamo istituita 5 anni prima, perché c'è stata un'iniziativa dell'allora deputato Furio Colombo, che ha cominciato nel 95 a formulare la proposta di questa giornata ed è stata votata nel 2000. Proprio per ricordare non solo la Shoah ma l'Olocausto intero, perché non sono morti solo ebrei, ma sono morte dai 15 ai 17 milioni di persone, tra cui 6.000 ebrei, ma erano anche rom, erano anche omosessuali, erano anche portatori di handicap, erano anche partigiani, erano anche dissidenti, erano anche donne, per caso, donne, ma anche persone che non c'entravano nulla e che sono finite per caso. Ecco, e dobbiamo ricordare che comunque le donne partigiane che sono morte nel lager sono 1500 all'incirca. Ecco, allora questa è una giornata importante perché ricordare è un antidoto per preservare quella che è la democrazia, perché la nostra democrazia si basa su principi che sono di libertà e di uguaglianza, non dobbiamo mai dimenticarlo. La democrazia non è certamente un bene naturale, ma bensì è un bene che è stato conquistato e per conquistarlo hanno lottato uomini, donne e sono anche morti. C'è un bellissimo libro di Cazzullo che appunto dice possa il mio sangue servire, dove in una lettera un partigiano scrive questa frase, sa di essere fucilato, eppure scrive questa frase. Quindi queste persone, che erano giovanissime, ma erano anche uomini sposati, padri, e sapevano di morire e lo hanno fatto per un ideale, cioè per darci
questa Repubblica democratica e questa Costituzione che è una fra le migliori del mondo. Ecco, io volevo anche un attimo riprendere così delle indicazioni del discorso della Furlano. Una recente ricerca dell'Eurispes ha rivelato che i negazionisti aumentano nel mondo ma anche in Italia. In circa 15 anni la percentuale di chi non crede all'orrore della Shoah è passata dal 2,7% al 15,6%. Esatto. Con un 16% che sostiene che la persecuzione non ha fatto così tanti morti. Sì, allora purtroppo diciamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un momento di stasi dove la gente forse voleva dimenticare, dove gli stessi deportati avevano un certo pudore a raccontare quello che era successo, perché quello che avevano visto e sopportato era talmente grave. Io ne ho conosciuti alcuni nostri che non hanno mai voluto parlare, avevano proprio difficoltà. Certo. Infatti anche la Liliana Segre lo ha fatto. Cioè raccontarti di persona ma mai tempo. davanti a una telecamera, mai davanti... Dopo tanto tempo, perché si è resa conto che la democrazia è in pericolo, perché è in pericolo di fronte all'ignoranza e soprattutto all'indifferenza. Io vengo dal mondo della scuola e vi posso dire che i ragazzi tante volte confondono addirittura il risorgimento con la resistenza, cioè non sanno, perché purtroppo i programmi scolastici, questo va detto, lo dico sempre, cominciano dalla preistoria e non arrivano quasi mai alla Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è una forma di ignoranza e anche di indifferenza e purtroppo l'ignoranza e l'indifferenza porta ad episodi, l'abbiamo visto anche recentemente, è successo proprio qui da noi, con uno spregevole, inqualificabile insulto proprio a Liliana Segre, che è una senatrice a vita, che è stata nominata dal Presidente della Repubblica nel 2019 in ottemperanza a quello che è l'articolo 59 della Costituzione, che prevede che le persone che hanno illustrato l'Italia con meriti civili, e questo è il caso della Liliana Segre, o artistici o culturali o scientifici, possono essere insigniti al Presidente della Repubblica senatori a vita. E come senatore a vita, come senatrice a vita, la Liliana Segre ha diritto ad esercitare la democrazia. Per lei è un diritto e un dovere, quindi la Liliana Segre è stata insultata per aver partecipato alla votazione. Ecco, allora io dico questo signore, che è un gestore di una malga famosa, ecco, tra l'altro che è stata teatro di un eccidio da parte dei nazifascisti il 26 luglio, mi pare, del 44, addirittura con l'inganno travestiti da partigiani. Questi sono arrivati alla Malga e dopo aver mangiato, quindi dopo essere stati ospitati, hanno ucciso 16 persone, tra cui una donna incinta e dei giovani ragazzi. Ora, tra l'altro, la Malga mi pare che sia di proprietà della regione ed è in gestione a questo personaggio. Ora io non so questa persona, non conosco il motivo perché purtroppo su Facebook appaiono queste volgarità. Però su Facebook appaiono tante cose che per conto mio non andrebbero neanche, prese in considerazione. Non andrebbero, però in questo caso c'era la foto della senatrice, e c'era un insulto espresso in lingua friulana, spregevole, irripetibile, devo dire, no? Ecco, allora le scuse vanno fatte, ma non bastano, perché questa persona ha definito manifestazione di dissenso democratico. Chiedo scusa perché c'è una telefonata, un commento. Sono stata anni fa a visitare in Polonia i campi di concentramento, è stata un'emozione grande e grande tristezza. Auguro ai non credenti di andare a visitare quei posti, a mettersi una mano sulla coscienza. Buona serata a voi di Telefriuli. Grazie. Ecco, io direi magari di chiudere questa parentesi dedicata alla giornata della memoria, tanto più che questa sera, magari la riprendiamo tanto più che questa sera Telefriuli proporrà proprio uno speciale, una trasmissione dedicata alla giornata della memoria. E vorrei sentire, altrimenti la abbandoniamo. No, non abbandoniamo. Abbandoniamo Liliana. Liliana, ci sei ancora? Sei scomparsa? Sì, stavo ascoltando, che infatti
È interessantissima la cosa e va ricordata. Che poi Flavia è preparatissima, lei ha sempre tutti i dati storici, ha tutti i riferimenti, lei è preparatissima su argomenti che riguardano, cioè preparata su tutto, ma soprattutto per quanto riguarda la donna. Beh, non per niente, sei la responsabile del coordinamento donne. Allora, io vorrei parlare di novità per quanto riguarda, perché è sempre collegata la questione al governo, alla crisi di governo, quindi che cosa dice l'Europa proprio per quanto riguarda le pensioni. Sì, infatti stavano preparando, infatti adesso è caduto il governo, ma stavano preparando qualcosa che riguardava diciamo, il prossimo anno non c'è più, diciamo, la quota 100, quindi di colpo ci troviamo a poter andare in pensione solamente a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne, altrimenti c'è la vecchiaia a 67 anni di età, quindi non c'è più questa possibilità per quelli che sono fragili, che hanno, perché anche visto in questo momento di Covid si va a pensare alle persone che non hanno lavoro, che hanno perso il lavoro, alle persone fragili che non possono lavorare, quindi si stava pensando a qualche cosa, a qualcosa di diverso, diciamo, non un periodo così lungo. E parlavano di quota 102, quindi parlavano di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione. Solo che appunto cadendo adesso questa crisi di governo ha portato tutte le cose ferme, quindi in questo momento non sappiamo come si evolverà la cosa. Però l'Europa invece sembra che voglia mantenere la legge Fornero, quindi vuole portarci, diciamo, come tutti gli altri stati dell'Europa, a più contributi e più età, come era già stato preventivato nel 2011 da questa legge Fornero, no? Quindi la 214 del 2011. Vediamo adesso come evolveranno le cose, vediamo. Aspettiamo entro l'anno, quindi devono per forza decidere. Effettivamente, si prospettano novità, un po' si è preoccupati per il futuro, perché sempre i pensionati, e qui lo dicono tutti i rappresentanti dell'FNP, sempre i pensionati presi come bancomat, no? Le pensioni devono servire sempre a tutto e a tutti, senza pensare che chi ha raggiunto la pensione lo ha fatto dopo aver versato i contributi tutta la vita. Esatto. Diciamo anche che sono più tassati. Sì, è un qualcosa di veramente anche pesante più tassati rispetto diceva altri. Giustamente anche che sono anche più tassati. Rispetto agli altri, sì, perché anche riguardo alle detrazioni fiscali, adesso vediamo cosa cambia con la finanziaria, ma le detrazioni fiscali sono più basse rispetto agli altri e comunque adesso la perequazione, vabbè, ce l'hanno ridatta, però francamente rispetto al caro vita comunque il potere di acquisto delle pensioni è considerevolmente diminuito negli anni. Notevolmente. No? Andiamo un attimo in pausa, ci facciamo una piccola pausa, ci riprendiamo un attimo e poi ci ritroviamo. A fra poco. Ed eccoci nuovamente in trasmissione. Se volete potete chiamarci allo 0432 57 3517. Intanto vedo che cominciano ad arrivare i messaggi. Buonasera, sono Maria da Udine. Per cortesia vorrei sapere se con 57 anni di età e 21 di contributi si può andare in pensione. Qui chi risponde? Rispondi tu Flavia, risponde Liliana? Dunque, con 57 anni e 21 no, che non c'è nulla. Bisogna pensare forse solo a un discorso di invalidità. Quindi se c'è un'invalidità pari all'80%, quindi però con accertamento, visita da parte del medico, del centro medico legale dell'INPS, eccetera, eccetera, allora la donna potrebbe andare a 57 anni, l'uomo invece sarebbe a 61. In tutti i casi avrebbe una finestra di 12 mesi, solo che deve essere tutto il periodo di lavoratore dipendente, non deve avere lavoratore autonomo, perché questo vale solo per le pensioni dipendenti.
questo discorso qui, altrimenti niente, non c'è nulla, diciamo, perché dovrebbe aspettare in tutti i casi 67 anni di età, non c'è altra possibilità. E continuare a lavorare. Continuare a lavorare. Sono in pensione dal novembre 2019, quest'anno, vista la perequazione a zero, come mai prendo meno dell'anno scorso? Grazie Silvio. Un attimo, perché è arrivato un messaggio della signora di prima che dice no, non sono invalida, quindi deve continuare a lavorare. Perché, purtroppo. Allora, questo signore è in pensione dal novembre 2019. Sì, no, sì. 2019. Dal novembre del 2019. Okay. Dov'è che adesso l'ho perso? Sì. Sì, da novembre del 2019. Perché i pensionati hanno la trattenuta per l'addizionale regionale e comunale nell'anno successivo, quindi la maturano e poi l'anno successivo gli viene trattenuta per 11 mensilità da gennaio a novembre. Probabilmente il primo anno che è andato in pensione non aveva nessuna addizionale perché nasce quel momento lì come pensionato. L'anno successivo ha l'addizionale regionale e comunale sulla base del reddito da pensione del 2020, quindi il reddito del 2020 lo va a pagare, diciamo, 11 mesi dopo. Sì, l'anno dopo, diciamo, su 11 mensilità, 11 rate di pensione. Per favore, per un signore che lavora come panettiere, lavoro praticamente in notturna, quando può andare in pensione se ha 30 anni di contributi? Il signore dice lavora in notturna, spero che sia il lavoro notturno tra mezzanotte e le 5 di mattina, perché deve essere assolutamente coprire questa fascia di orario, quindi deve avere almeno 78 notti per poter andare con i 35 anni di lavoro e 61 anni e 7 mesi di età. Altrimenti se ha meno notti si aumenta a 62 anni e 7 mesi eccetera, però deve produrre della documentazione che dice che lui fa l'orario notturno. Quindi entro il maggio di quest'anno, entro i primi di maggio, lui fa la richiesta di certificazione di lavori usuranti con questa legge 67 del 2011, produce la documentazione, si fa aiutare dal patronato naturalmente, produce la documentazione, l'INPS esamina lo suo status e entro il 31 ottobre le risponde se è accorda o meno e potrà andare in pensione solo il prossimo anno, perché si fa un anno prima la richiesta di certificazione di lavori usuranti. Ecco, poi vediamo se magari ritornerà a scriverci ancora qualcosa. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Salvatore. Buonasera, signor Salvatore. Da dove chiama? Da Trieste. Prego. Volevo sapere, mia moglie, che ha 8 anni di contribuzione, essendo extracomunitaria, ma con tanti anni che sta in Italia regolarmente, eccetera, ha diritto al 71esimo anno di età a un minimo di pensione? Qui bisogna vedere, no? 8 anni con che stato estero ha gli altri contributi? Perché 8 anni di lavoro potrebbe avere... Moldavia. Non mi pare che ci sia la convenzione. In tutti i casi, se non c'è la convenzione, gli 8 anni lui l'ha cominciati a lavorare dal 96 in poi, con la nuova legge, diciamo la 335 del 95. Quindi se ha iniziato a lavorare dal 96 può avere diritto a una anche piccolissima pensione al 71esimo anno di età. L'importante è che ci siano 5 anni di lavoro effettivo. 5 anni di lavoro effettivo ci sono, anche 8. Ma ripeto, dal 96 deve aver incominciato a lavorare? Dopo il 96? Sì, dal 96 poi, sì. 96 in poi. Questo riguarda le pensioni nuove, diciamo le pensioni che sono contributive, che nascono con la 335, quindi deve iniziare a lavorare a quella data lì. Se ha precedente deve vedere se la convenzione con la Moldavia c'è. Io adesso ultimamente non ho seguito molto il discorso della convenzione. Quindi se c'è una convenzione con la Moldavia potrebbe avere diritto anche a una pensione.
Una piccola pensione, magari saranno 10 euro, non è importante, ma volevo sapere il principio se, ripeto, perché prima era 70 anni, se non sbaglio, adesso l'hanno portata al 71esimo anno di età. Esatto, sì, esattamente. Quindi se ha diritto anche a 10 euro al mese, per modo di dire, o qualsiasi, purché non perda questi anni che ha pagato regolarmente. Non si... Esattamente. Quindi, la ringrazio. Grazie. Buonasera. Va bene. Grazie a lei per aver chiamato. Allora, ci sono ancora telefonate, ancora messaggi, ma volevo continuare ancora a parlare stavo finendo appunto con di dire che l'ho interrotta definire prima. Di senso democratico l'espressione di questo signore è veramente aggiungere insulto all'insulto, perché non ha solo insultato una senatrice, ma ha insultato una donna e con lei tutte le donne che hanno lottato insieme agli uomini per addivenire a questa Repubblica democratica. Dobbiamo dire che l'Italia purtroppo riguardo alla deportazione, riguardo alla Shoah, ha una responsabilità grandissima, perché purtroppo le leggi razziali che sono state emanate, mi pare il 5 settembre del 1938, ed erano anche peggiori delle leggi razziali adottate in Germania, perché toglievano ogni tipo di diritto civile, giuridico, diritto di proprietà, perché questi da un giorno all'altro, questi cittadini italiani, perché solo per essere biologicamente di razza, definiti di razza ebrea, venivano spogliati di ogni tutto e di ogni diritto, quindi non solo i bambini mandati via da scuola, ma licenziato tutto il personale dipendente della pubblica amministrazione, tutti gli insegnanti, docenti, universitari, dalle scuole primarie praticamente secondarie, spazzati via da tutto, praticamente depredati di ogni bene e messi prima nel ghetto e poi deportati fino alla soluzione finale prospettata dai nazisti. Ecco, purtroppo questa è una pagina buia della nostra storia che, torno a dire, ne abbiamo parlato anche prima, per tanti anni abbiamo voluto dimenticare pensando che la democrazia bastasse a lavare quest'onta. In realtà non è così, perché stavamo parlando appunto del dato del 15% dei negazionisti e questo appunto deriva dall'ignoranza e dall'indifferenza, perché solo se la testimonianza della signora è molto importante, perché lei dice ho visto. Ecco, infatti c'è, tanto sempre per parlare di donne, ci sono delle foto bellissime di una fotografa americana che si chiama Elizabeth Miller, che tra l'altro era una giornalista di Vogue, immaginiamoci, che è entrata ad Auschwitz tra i primi insieme con i russi, eccetera, e ha fotografato questi cumuli di cadaveri, queste situazioni, e ha accompagnato le sue foto con questo commento: vi giuro che è tutto vero. Cioè, perché veramente una cosa talmente inconcepibile pensare che degli esseri umani avessero operato questo genocidio contro altri esseri umani. E solo ricordando questi fatti, perché proprio vanno ricordati, per poter mantenere viva la democrazia attraverso quei sentimenti che sono libertà ed eguaglianza, perché questi sono i sentimenti fondamentali della democrazia. Ricordo anche quella bellissima ragazza al giuramento di Biden, quella bellissima ragazza nordafricana, poetessa di 22 anni, Amanda Gorman, mi pare, no? Che appunto anche lei, in questa sua poesia sulla democrazia, ha ricordato appunto le parole libertà, inclusione, pace, perché solo attraverso il ricordo, ricordiamo quello che è successo in America appunto qualche settimana fa, dobbiamo sempre tener conto che la democrazia è un bene fragile che va difeso giorno per giorno e lo possiamo fare solo ricordando quello che è successo, per dire mai più, mai più. E questo è importantissimo. E io ho ricevuto ancora dei messaggi.
Questo è per Liliana. Chi non ha ricevuto la 14ª del secondo trimestre, 64 anni a maggio, entro 13.000 reddito, cosa deve richiedere? Liliana, ci sei? Sì, esatto. Infatti volevo ribadire il discorso che per avere queste prestazioni accessorie, che sono 14ª, integrazione, trattamento minimo, eccetera, eccetera, bisogna rivolgersi al CAF per la trasmissione dei RED. Quindi questa persona evidentemente sulla pensione non ha il reddito degli ultimi anni, l'INPS non ha potuto accertare qual è il suo reddito e non gli è stato dato perché non c'è nessuna comunicazione. Quindi se lei si reca al CAF, prende un appuntamento, eccetera, trasmette il modello RED e dopo potrà avere fa la richiesta, naturalmente deve fare una ricostituzione perché vuole avere gli arretrati logicamente dall'anno scorso. Esatto. E quindi a quel punto lì fa la domanda di ricostituzione col patronato e potrà avere la 14ª. Il lavoro in agricoltura è paragonato a un lavoro usurante? No, direi di no. No. No, non è paragonato. Ma anche dipende dalle mansioni che uno ha o no? O non c'entra nulla? No, ci sono lavori gravosi e usuranti. I lavori usuranti sono solamente che riguardano lavoro notturno, cave miniere, lavoro in sottosuolo, lavoro su turni o a catena, quindi riguardano tutte cose particolari, quindi l'agricoltura non è prevista tra questi usuranti. Nei lavori gravosi potrebbe esserci qualcosa, perché ad esempio so che nei gravosi, i camionisti possono essere ricompresi, ma però questo riguarda per quanto riguarda l'APE sociale, per altre cose, non per i lavori usuranti della legge 67, quindi non rientra. Quindi se chiede quello non rientra tra gli usuranti. Questo è il discorso. Bene, ci facciamo un'altra piccola pausa, lascio la parola alla regia. Ci vediamo qui in studio fra poco. Dovremmo avere, eccoci qua in studio, dovremmo avere una telefonata in linea. Pronto? Con chi parliamo? Buonasera. Pronto? Mi chiamo Roberto Storni, non volevo intervenire nel senso... Pronto? Sì, la sentiamo bene, la sentiamo bene. Sì? Ecco, volevo intervenire visto che avevo avuto un contatto l'altra settimana con lei riguardo comunque pensionati, perché quelli che hanno oltre 80 anni sono pensionati. Il problema è di questa disgrazia che ci si sta occupando da oltre un anno, che sta praticamente interessando tutti quanti, e sono le future vaccinazioni. Adesso noi sappiamo che questi vaccini arrivano, non arrivano, arrivano come arrivano e così via, però in Friuli Venezia Giulia, dai miei calcoli, ci sono circa 70.000 pensionati che stanno al di fuori, ad esempio, delle case di riposo e così via. No? Ecco, questi dovranno essere vaccinati prossimamente. Il problema è da considerare un'altra cosa, che tra questi ci sono persone che hanno avuto nella vita patologie polmonari molto gravi anche ed hanno delle pensioni INPS, che poi erano pensioni INAIL, cioè quelli che lavoravano nei cantieri con l'amianto e così via, no? Ecco, oppure perché negli anni 50 e 60, fino alla fine degli anni 60, molti erano ricoverati in ospedale per mesi veri per patologie quali pleuriti bilaterali, adenopatie, ma lei, mi scusi, e tante altre cose. Ma lei cosa vuole chiedere adesso? Perché il sindacato, sensibilizzare attraverso le mie indicazioni che questi qua, le persone che sono di più sensibili, diciamo, a questa problematica, dovrebbero essere instradate in una certa maniera, perché non si sa cosa stanno combinando alla regione, ad esempio. Chi metteranno per prima da vaccinare? Sono quelli che hanno patologie pregresse polmonari, oppure faranno di ogni erba un fascio, mettiamo prima quelli che staranno il nome A e quelli che hanno il nome S o R sono per ultime. Ecco, non si sa cosa dovranno fare, ma siccome sono state fatte tante cappelle in questo anno, diciamo, no? E poi sono mascherate, allora io dico,
noi abbiamo sentito la sua richiesta, che tra l'altro è sposata anche dal sindacato, perché qui abbiamo avuto proprio in trasmissione la segretaria della CISL che ha fatto l'appello: vaccinatevi, perché ci sono tanti che non vogliono vaccinarsi. Lei è fra questi e sostiene quanti devono essere vaccinati, quindi ha tutto il sostegno. Dovrebbero essere vaccinati tutti, speriamo che avvenga prima dell'estate, perché per avere l'immunità di gregge bisogna che sia vaccinata una percentuale alta della popolazione. Adesso ci sono stati dei ritardi nelle consegne dei vaccini, ecco, per cui... Ma mi pare che le cose stiano procedendo. Dai contatti che abbiamo avuto... Tutti. Il problema di fondo è stabilire chi prima e chi dopo. Sono perché tutte... possono esserci persone che hanno meno di 80 anni ed hanno bisogno di essere vaccinate prima, no? Come si fa? Attraverso i dati INPS, INAIL e i medici di base. Ecco, lei ci ha lanciato un tema importante. È una problematica che ci sta molto a cuore, perché va detto che il 95% delle persone decedute sono dagli over 60 in su. Ecco, quindi i pensionati sono direttamente interessati a questo problema e anche alla sua soluzione. Le assicuro che comunque... Anche il sindacato vigila. Sì, ecco. La dobbiamo salutare perché ho un'altra telefonata in linea. Non c'è più la No, ci sono io in linea, guardi. Pronto? Pronto, mi dica sì. No, sempre lui. Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Con Giuseppe Ranieri da Osopo. Prego, prego. Io ho fatto la visita, ho effettuato la visita per l'aggravamento della pensione a gennaio dell'anno scorso. Sì. E nelle varie comunicazioni che ho ricevuto mi hanno detto che entro giugno avrebbero regolarizzato tutto. E io a tutt'oggi non ho avuto nulla. Non ha ancora ricevuto nulla. E poi ho cercato di contattare la CISL Gemona e non si riesce a parlare perché una signora è andata in pensione, l'altra si è ammalata, sono 2 mesi che non si riesce a comunicare con la CISL. Allora, le facciamo dare la risposta velocissimamente da Liliana, perché poi dobbiamo salutarla. Sì, Liliana, grazie. dai la risposta. Come mai non si risponde al telefono? Perché subissati dalle richieste in questo periodo, no? Dalle richieste. Ecco, però... però... La visita l'ha fatta? La visita l'ha già effettuata? Il verbale c'è? Non ha effettuato la visita di aggravamento? Sì, sono stato, mi hanno giudicato, mi hanno, come dire, l'ho avuta positiva e mi hanno detto lei entro giugno avrà questo aggravamento della pensione, cioè dire, il corrispettivo sulla pensione per l'aggravamento. Però da gennaio dell'anno scorso a tutt'oggi ancora non ho avuto nulla. Ecco, quindi lei aspetta da giugno. No, da gennaio. Sì, no, ma dico, non ha detto che doveva avere a giugno del 2000... Sì, no, le varie telefonate che ho fatto prima, l'anno scorso, mi hanno detto, guardi, probabilmente per giugno riusciamo a regolarizzare tutto, però siamo a gennaio, a febbraio, fra poco. Ecco, appunto. Bene, vediamo adesso, appunto, Liliana, che cosa può fare il nostro telespettatore? Dai velocemente il numero di telefono e magari poi contattiamo il sindacato di Gemona per poter sapere qualcosa di più, perché lì bisogna vedere l'importo e che cosa è stato accolto. Se è stata accolta un'accompagnatoria, se la percentuale, adesso non so che percentuale ha lui di invalidità, bisognerebbe capire dal verbale cosa c'è scritto, diciamo. Liliana, allora noi facciamo così, intanto ti saluto, ti ringrazio per aver partecipato alla trasmissione, dobbiamo chiudere purtroppo per ragioni interne, per questioni tecniche, dobbiamo chiudere il collegamento, perché fra un attimo dobbiamo dare la linea telegiornale. Allora, al signore che abbiamo al telefono, ci lasci il numero di telefono suo, qui adesso alla regia, che appunto Flavia lo raccoglie e lo passa a Gemona, va bene? Va bene. Grazie per aver chiamato, grazie. A lei, grazie. Ciao, Liliana, ti ciao. salutiamo, staci bene, grazie. Ciao. Ci vediamo alla prossima occasione. Alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao. Noi dobbiamo chiudere, Flavia, perché dobbiamo dare la linea fra un minuto al telegiornale. Sì, dobbiamo chiudere con un appello per tutti, certo, ecco, a salvaguardare
quella che è la nostra democrazia, che è un bene prezioso, perché non sempre le democrazie si perdono con colpi di Stato e si perdono anche con le elezioni, perché tante volte, anzi è molto più facile, perché appunto l'indifferenza e l'ignoranza tante volte magari fa pensare che un governo autoritario, magari in situazioni come quella di adesso della pandemia, magari sarebbe più spedito nel prendere provvedimenti, mentre invece l'esercizio della democrazia tante volte ha bisogno di tempo, ha bisogno di passaggi parlamentari, eccetera. Però dobbiamo ricordare proprio in Italia a cosa ha portato questo, perché il regime fascista, Mussolini aveva vinto le elezioni e poi sappiamo quello che è successo dopo. Insomma, quindi l'esercizio della democrazia mettetevi d'accordo per l'esercizio della democrazia. Salutiamo Flavia Blasic, Liliana Della Rovere l'abbiamo già salutata, ringraziamo i nostri amici telespettatori ai quali do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre in diretta alle 18:15. Mi raccomando, puntuali, ci vediamo mercoledì, arrivederci. Arrivederci, buona serata. In collaborazione con FNP CISL Udine.